Verrà potenziata con nuove luci a LED, nuova cartellonistica verticale e l'installazione di un nuovo cartello luminoso, la rotonda della strada degli scrittori posta lungo la statale 640 in territorio di Agrigento. La decisione è scaturita nel corso di un vertice presieduto dal prefetto, cui ha partecipato il questore, il comandante della Polstrada, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e i vertici dell'ANAS. La riunione si è resa necessaria a seguito dei continui e gravi incidenti stradali, di cui uno mortale, verificatisi in maniera ricorrente già dai mesi successivi alla sua inaugurazione, soprattutto in corrispondenza della direzione di marcia proveniente da Caltanissetta. Di fatto è stato esaminato che nel tratto considerato la careggiata si restringe da 4 a 2 corsie e in ciò trova la sua ragione la funzione deterrente della rotatoria rispetto al rischio di impatti frontali. Ma evidentemente ciò non si è dimostrato bastevole, perché fondamentale si rileva la guida dei conducenti, l'attenzione alla segnaletica e la conseguente osservanza di limiti imposti dalla stessa tramite la riduzione della velocità, il rispetto delle precedenze, insomma il rigore nell'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa sul codice della strada. L'idea realizzata fu osannata e apprezzata, ma presto presentò criticità anche abbastanza preoccupanti, che fanno adesso pensare all'ANAS di studiare altre misure, oltre a quelle ieri decise, come la possibilità di stimolare la concentrazione degli automobilisti in transito fin già dal chilometro precedente all'arrivo alla rotonda, con segnali visivi a forte impatto. Si spererebbe così di richiamare anche i più distratti ad una maggiore prudenza finalizzata alla tutela della propria vita e a quella degli altri utenti della strada.